Buongiorno e una buona domenica, ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. È morto all'alba a Roma il giornalista e scrittore Gianni Bisiach, aveva 95 anni, autore di importanti inchieste speciali di storia per la RAI. Ha curato per anni la rubrica Un minuto di storia. Nato a Gorizia nel 1927, si era diplomato nel 1946 al liceo scientifico della città. Era una persona straordinaria come tutta la sua vita, ricorda il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, un grandissimo goriziano che ha speso la sua vita a indagare il mondo e l'uomo in ogni suo aspetto, raccontandolo in modo magistrale e spesso contribuendo a cambiarlo in meglio. È stato anche scrittore, medico, conduttore radiofonico e televisivo, oltre a essere un regista. Gli telefonavo ad ogni compleanno per fargli gli auguri ed era sempre un grande piacere. Nel 2011 era stato inoltre conferito il premio Patroni Città di Gorizia. Non solo Gorizia, ma l'intera società internazionale perdono uno straordinario e ineguagliabile testimone dei tempi. Dal sindaco Ziberna a nome della città, le condoglianze ai familiari. Passiamo alla cronaca. Volano giù dal ponte con la macchina e finiscono nel gretto del Meduna. Miracolate ad Arba 3 giovani che sono uscite dall'abitacolo distrutto praticamente illeso. Sono salve per miracolo dopo che la loro macchina è finita a ruote all'aria nel letto del torrente Meduna. Un volo di una ventina di metri con la Fiat Punto che dopo aver sbandato all'altezza di una curva ha divelto una spalletta di cemento lunga una decina di metri. L'auto è precipitata nel vuoto capottandosi. Dal veicolo semidistrutto sono uscite coscienti 3 giovani di 25 e 26 anni residenti tra Udine e Martignacco. 2 sono state condotte con l'ambulanza all'ospedale di Pordenone, una è stata ritrasportata a Udine. Nessuno ha riportato ferite gravi, il colpo è stato attutito da un cumulo di legna. L'incidente si è verificato questa mattina, poco prima delle 6, a Colle di Arba, in via del Ponte. Le giovani erano dirette da Maniago a Sequals. Le cause sono al vaglio dei carabinieri del radiomobile di Spilimbergo, che sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco di Maniago. Immediata la chiamata di aiuto al 912. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto 2 ambulanze provenienti da Maniago e da Sequals e un'auto medica da Pordenone insieme all'eli soccorso. Difficoltose le operazioni di recupero della macchina che sono state affidate al soccorso stradale Sovran. E oggi intanto ricorre la giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Nel 2021 nel Friuli Venezia Giulia si è registrato il più alto numero di sinistri dall'esito mortale. Tra le cause di incidentalità, la distrazione, la velocità elevata, il mancato rispetto della distanza di sicurezza e della segnaletica stradale. Più incidenti stradali dall'esito mortale. Maglia nera per il Friuli Venezia Giulia che, come attestato da Istat e ACI, è risultata essere la regione dove nel 2021 i decessi causati da sinistro sono stati 82 in un anno. Se l'autostrada 4 continua ad essere sicuramente l'arteria dove si verifica il maggior numero di incidenti con vittime, la Pontebana e la strada che da Officina a Porta Prosecco non sono da meno. Il livello di mortalità, sempre riferito all'anno scorso, è stato di 6,8 morti per 100 abitanti. Non era così alto dal 2014, la media nazionale invece si attesta al 4,9. Dati che oggi, giornata nazionale in memoria delle vittime della strada, sono a dir poco allarmanti. Un momento significativo, come fa sapere la Polizia di Stato, che impone una riflessione su quanto sia importante sulla strada adottare condotte consapevoli e corrette. Distrazione, velocità elevata, mancato rispetto della distanza di sicurezza e della segnaletica stradale sono solo alcuni dei tanti errori che si commettono quando si è al volante di una macchina o di qualunque altro mezzo, ma anche tra i pedoni non sono infrequenti comportamenti azzardati, dettati molto spesso dalla distrazione o più semplicemente dalla fretta. Appena inaugurata ieri è stata imbrattata nella notte la statua di Carlo Sgorlon. Vandali hanno agito con il favore del buio, lasciando una sigla con vernice spray fucsia sulla parte posteriore dell'opera, di fatto sulla schiena dello scrittore, rappresentato mentre si dirige idealmente verso la biblioteca comunale. Tra altre cose vedete in queste immagini lo scempio perpetrato nel cuore della città. Solamente ieri mattina la pronipote del cantore del Friuli aveva tolto il velo della statua in bronzo realizzata dall'artista Calogero Condello, vincitore del concorso indetto dall'amministrazione comunale di Udine per ricordare in piazzetta Marconi il grande scrittore friulano. È noto insomma anche che nella zona ci sono delle telecamere di videosorveglianza che potranno aiutare gli investigatori magari a identificare gli autori di questo atto vandalico. A San Vito al Tagliamento si attende l'arrivo di 14 milioni di euro, 10 serviranno per realizzare la nuova sede della Nostra Famiglia, 4 invece sono destinati, qualora la Regione dovesse dare via libera al contributo, serviranno al completamento della cittadella dello sport.
14 milioni di euro in arrivo a San Vito al Tagliamento, una cifra importante che permetterà di realizzare la nuova struttura della nostra famiglia, associazione impegnata nella riabilitazione di bambini e giovani disabili. Per il nuovo edificio, che sorgerà dietro l'attuale struttura in Via della Bontà, è prevista una spesa di 10 milioni. Una struttura nuova, chiaramente con tutti i criteri attuali richiesti dalla legge, è una sede sicuramente molto più accogliente che metterà nelle migliori condizioni gli operatori naturalmente di lavorare e portare avanti le proprie attività, ma soprattutto un grande investimento per le famiglie e per tutti i ragazzi chiaramente che fanno parte di questa importantissima struttura che caratterizza un po' il nostro polo sanitario, il nostro polo sociale. Altro investimento significativo, si parla di 4 milioni, è previsto per il completamento della cittadella dello sport. Si attende a questo proposito un contributo regionale. Abbiamo presentato questo progetto da 4 milioni e 200 mila euro che prevede la realizzazione di una bretella da via della SP21, la strada che porta a Bannia e porta fino alla piscina comunale, e lascerebbe libera, diciamo, quindi spazio interno alla cittadella, l'attuale via dello sport. E poi all'interno di questo progetto, oltre a nuovi spogliatoi, a nuove tribune e locali tecnici e parcheggi, chiaramente perché la cittadella è pensata in particolar modo in termini di viabilità e logistica, miglior viabilità e logistica, c'è il campo artificiale. Erba sintetica. Esatto, è chiaramente una delle richieste storiche delle nostre società sportive. E stiamo nel comparto delle opere pubbliche. Da Aquileia partono a breve i lavori di ristrutturazione di Palazzo Brunner. Costo dell'opera di grande valore storico è pari a 3 milioni di euro. Ad Aquileia si aprono in questi giorni le buste per assegnare i lavori di ristrutturazione di Palazzo Brunner. L'opera sarà del costo di 3 milioni di euro. È uno dei tasselli fondamentali del grande progetto su cui stiamo lavorando e su cui i prossimi mesi andremo a presentare, andremo a presentarlo pubblicamente, perché sicuramente le sorprese sono tante. Devo dire che questi mesi il Consiglio di amministrazione e la struttura della Fondazione hanno lavorato molto per arrivare a questi risultati in coordinamento con la Soprintendenza, con l'Ufficio Unico Regionale. Un lavoro di squadra che consente di accelerare i progetti messi a sistema. Abbiamo un percorso di lavori che partiranno col 23 molto importante, che andranno a riguardare diverse aree del territorio di Aquileia, e quindi andremo a presentarle in maniera organica insieme anche agli altri soggetti. Lo sport, il Pordenone Calcio non si ferma più, vince lo scontro di alta classifica con il Novara grazie a un gol di Aietti all'87esimo e vola a +5 in vetta alla classifica, complici gli stop delle inseguitrici. Sentiamo allora ai microfoni mister Di Carlo, il difensore neroverde, autore del gol vittoria. Più guardare il risultato, l'importante che era noi che dovevamo fare il bottino pieno, l'abbiamo fatto grazie alla caparbietà, allo spirito di squadra elevato che abbiamo avuto in campo e anche all'atteggiamento, perché fino al 90esimo abbiamo sempre cercato di provare a bucare questa difesa e questo Novara, che gli facciamo i complimenti, che ha fatto veramente una partita a livello difensivo importante. Però noi abbiamo trovato il gol con Aietti che si è inventato attaccante in quel momento lì, quindi 3 punti meritati per il gioco, però il Novara secondo me è una squadra che lotterà fino alla fine per le prime posizioni. Secondo me per il gioco prodotto nelle ultime partite da un po' di tempo, diciamo, ci meritiamo questo momento di prima in classifica, ma sappiamo che il campionato è lungo, bisogna mantenere il profilo un po' basso senza esaltarci, sapere che abbiamo una difesa che finalmente è in forma, come tutta la squadra, e mantenere questo tipo di atteggiamento. Poi a ogni partita tireremo le somme senza pensare più avanti a quello che succederà. Quello che conta è che questa squadra qui sta dimostrando di essere forte sia in campo a livello tecnico e sia fuori dal campo come spirito di appartenenza e coesione. E ogni tanto ci sono queste partite che non riesci a fare gol, però abbiamo creduto fino alla fine e alla fine siamo riusciti a fare questo gol. Pesa tanto, devo dire che abbiamo lavorato bene tutta la settimana, stiamo facendo bene e vogliamo continuare questo percorso. Sono contentissimo, ogni gol che posso aiutare la squadra a vincere, sono contento. Domenica impegnativa per le friulane di A2 di basket, 3 impegni casalinghi e impegni in trasferta.
Appuntamento stasera alle 20 a Forlì per la UEB Gesteco Cividale nell'ottava d'andata del girone rosso di A2. Le Eagles arrivano a trasferta dopo una settimana molto complicata. Oltre alla partenza di Chiera, nel gruppo a disposizione di coach Pilla si sono registrati diversi acciacchi. Abbiamo cercato di mantenere alto il livello di lavoro, spiega Pilastrini, disputando una buona amichevole infrasettimanale a Trieste, nella speranza di recuperare più elementi possibile. Forlì arriva da 2 sconfitte consecutive e avrà il vantaggio di giocare tra le mura amiche. Per i gialloblu l'obiettivo di provare a conquistare la prima vittoria fuori casa, oltre la cabala e il pronostico. Sicuramente la spinta del nostro pubblico in casa è la nostra forza in più, e in trasferta, non essendoci questa, la nostra situazione di non siamo a nostro agio, ecco, magari non ci sentiamo a casa, dobbiamo cercare di unirci al meglio e fare il possibile anche nelle trasferte più difficili. Per la più partita fondamentale al Carnera alle 18 palla 2 contro Pistoia in striscia da 3 turni dopo le vittorie con Rimini, Fortitudo e Mantova. Per la squadra di coach Boniciolli altro banco di prova importante contro una candidata ai piani alti della classifica. I toscani sono a 12 punti nel terzetto di testa con 100 e la stessa più. La pallavolo femminile di A2, la CDA è stata sconfitta in 5-7 dall'Omag San Giovanni Marignano ieri sera nel match che si è disputato alla Tisana. Seconda partita casalinga consecutiva per la CDA Talmassons, questa volta contro l'Omag San Giovanni Marignano, con le 2 squadre divise da 3 punti in classifica ma con una partita in più per la formazione emiliana. Primo set molto equilibrato in avvio, si gioca poi punto a punto, Milana e Costantini tengono a contatto la CDA con il set che si allunga sul 25 pari, primo vantaggio CDA firmato Costantini in fast e sul possesso successivo Tavorelli firma il set point fucsia, finisce 27-25. L'Omag parte subito forte nel secondo set, si porta sul 5-0 ma dopo un incredibile rimonta è ancora Milano a sigla dell'attacco vincente che consegna il secondo set alla CDA per 25-22. Accorcia le distanze nel terzo vincendo 25-20 l'Omag, mentre nel quarto la CDA inverte la tendenza della partita partendo forte in avvio di set, ma è una vera e propria maratona e finisce 29-31. Si va dunque al tie break dove la stanchezza inizia a farsi sentire. L'Omag riesce a prendersi un vantaggio iniziale, la CDA sembra perdere un po' il controllo della difesa ma poi si riavvicina, Milano e Taborelli non mollano, l'Omag però si porta al match point con Turco di seconda e poi Perovic chiude l'incontro siglando il 10-15. Match di alto livello con scambi di grande classe, alto ritmo messo in campo da entrambe le parti, un po' di rammarico da parte della CDA ma la prestazione offerta dalle ragazze in fucsia può portare sicuramente tanti buoni spunti in casa Talmassons. Da coach Barbieri i complimenti alle ragazze perché hanno lottato, forse negli ultimi 5 minuti del tie break abbiamo mollato, ma a quel punto ci poteva stare, ha chiuso. Era questa la nostra ultima notizia, grazie per l'attenzione, buon pranzo a tutti, vi ricordo che l'informazione in diretta torna questa sera a partire dalle 19. A presto!